Siamo nella cattedrale di Belluno perché non tutti sanno che il grande scultore barocco Andrea Brustolon era nato a Belluno nel 1662. In questa cattedrale ha lasciato alcuni pezzi curiosi, quei due angeli e il putto sopra quell'altare, che è uno degli ultimi prima dell'altar maggiore. Aveva lasciato il bozzetto che poi la sua scuola ha rielaborato per il grande angelo che dopo la sua morte è stato collocato in cima al campanile del Duomo di Belluno, ma da qui è partita una carriera che lo ha portato fino, e morì nel 1732 a 70 anni, ad essere l'ultimo interprete della grande stagione di una Venezia ricca, potente, una superpotenza dell'epoca, e a vivere invece gli anni del declino di Venezia dopo la sconfitta della guerra di Candia e l'inizio di una crisi che avrebbe portato poi alla resa davanti a Napoleone. Lui è il cantore di entrambi questi momenti. La sua produzione giovanile è esemplificata al meglio dal grande altare delle anime ancora seicentesco nella Pieve di Zoldo, vicino a Forno di Zoldo, in cui proprio la comunità locale gli aveva commissionato, perché fin da giovane avevano capito che era un grandissimo scultore, l'altare che doveva ricordare i morti per la peste in Zoldo di inizio secolo. E lui fa un altare che è contemporaneamente barocco e ancora un po' gotico, perché siamo ovviamente in un'area alpina, dolomitica, ancora legata a degli stilemi antichi, ma soprattutto sa che deve stupire. Il barocco deve sempre stupire ed è veramente un altare, per chi lo vede, che è ancora in grado di colpire proprio per questa idea della compresenza dei vivi e dei morti, per questa idea della morte che ci coinvolge tutti, perché ovviamente ci sono i teschi con il berretto dei vescovi, con la tiara del Papa, e ci raccontano di una morte livella che unisce tutti, dal povero al ricchissimo. Oltre a questo, Belluno e la sua provincia sono molto ricche di opere brustoloniane. Le più significative, dopo queste prime cose giovanili, sono i grandi angeli di Santo Stefano, che ci raccontano davvero il momento della crisi. Venezia alla fine del 600 perde il suo impero orientale, quindi tutte le isole, Creta, Cipro l'aveva persa già all'indomani della vittoria di Lepanto, e ormai non ha più il suo impero e quindi ha molte meno risorse, sia come ente pubblici che come enti religiosi, e deve ormai arrangiarsi in qualche modo. Il Brustolon è uno dei personaggi che aiuteranno Venezia a continuare a giocare la stessa partita delle grandi capitali europee anche senza soldi. Per esempio, costruendo qualcosa, grazie a Brustolon, che riesce a imitare alla perfezione quello che Bernini faceva a Roma col marmo, quello che i grandi scultori olandesi, tedeschi, austriaci, londinesi, olandesi facevano in quegli anni con l'argento, con l'oro, con il bronzo dorato, e lui lo fa con il legno dorato, con il legno lucidato fino a sembrare marmo o fino a sembrare bronzo, come sono le sue sculture della seconda metà della sua carriera, in cui si pone al servizio di chiese e istituzioni che non possono più permettersi le grandi sculture costosissime dell'epoca, ma riescono, grazie a Brustolon, a continuare a mantenere il passo del resto della cultura europea. Altra cosa curiosa è la sua capacità di tenersi comunque al servizio, ormai non più tanto delle istituzioni che non hanno soldi, ma delle grandi famiglie, perché l'inizio del Settecento e buona parte del Settecento sono questo strano contrappasso in cui lo Stato veneto non ha più una lira perché non ha più l'impero, ma le famiglie veneziane, che non devono più pagare tasse di guerra perché Venezia è diventata neutrale, sono ricchissime e si possono permettere i cosiddetti fornimenti, del momento in cui dal Quirinale, dove tuttora ci sono le grandi poltrone in legno intagliate da Brustolon per la sede dell'ambasciata veneziana presso il Papa, via via a tutte le altre grandi commissioni che gli sono arrivate dalle grandi famiglie veneziane. Molte di queste opere sono per esempio al Carezzonico, e ci raccontano di una ricchezza e di una sua capacità di rispondere a questo desiderio di qualità assoluta che è stato in grado di rispondere. Oltre a questo, Brustolon appunto ha quest'altra capacità che è quella imprenditoriale. Lui è un personaggio che è partito da Belluno, ha imparato a scolpire alla scuola del Parodi, lavorando insieme a Filippo Parodi, lavorava alla Basilica del Santo per l'arca con le reliquie di Sant'Antonio. Lui lavora con lui. Parodi era discepolo diretto del Bernini, quindi gli arrivano tutti gli stilemi e le capacità tecniche di Gian Lorenzo Bernini,
e queste le applica ovviamente in tutta la sua carriera. Ma quello che riesce a fare è soprattutto quello di riuscire ad avere una mentalità imprenditoriale, come aveva avuto Tiziano, come avranno molti altri, ma che vuol dire che lui comunque parte da Belluno, lavora per lo più a Venezia, lavora anche per il resto dei nobili veneti e di molti altri nobili italiani ed europei, partendo dalla sua bottega di Venezia, ma ha sempre mantenuto una bottega anche a Belluno in mano al fratello Paolo, e ci sono anche a Belluno, come nella chiesa di Loreto per esempio, il grande ostensorio, o nella chiesa di San Pietro il grande baldacchino, che sono opere a 4 mani di Paolo e di Andrea Brustolò. Quindi un qualcosa che ci racconta che alla fin fine, dopo la sua carriera, lui comunque tornò a Belluno. A Belluno sono rimasti i suoi disegni, sono rimasti i suoi bozzetti, che adesso tutti possono ammirare. Quelli che ne avranno la voglia e la fortuna possono andare ad ammirare al Museo Fulcis, dove sono confluiti dopo una serie di raccolte ottocentesche che li hanno conservati, salvati e restituiti alla comunità.